L'Équipe oggi, martedì 4 giugno, lancia una bomba, anzi un'atomica sulla SSC Napoli e Kvara, secondo l'Équipe, ha accettato l'offerta del Paris Saint-Germain. Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Napolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Ragazzi, tasto like e il commento perché voglio sapere soprattutto la vostra. E sono scioccato. Sono sincero, sono veramente scioccato perché non me lo sarei mai aspettato. Sapete l'Equipe, io naturalmente non essendo in Francia, noi ci riportano le notizie e poi questa ve l'ho messa sul gruppo Telegram, ma poi sulla community uscirà più tardi questa notizia dell'Equipe e risuona in modo pesante questa notizia di Kvara e il Paris Saint-Germain. Io già avevo parlato nei giorni scorsi di questa prima offerta fatta dal Paris Saint-Germain a Kvara, 7,7, anzi facciamosi 7/7 milioni e mezzo a Kvara e al Napoli 110 milioni. Io avevo parlato di questa proposta da parte del Paris Saint-Germain e già avevo accennato a qualcosa, no? Che io vi dissi, guardate che forse Kvara potrebbe vacillare, il Napoli potrebbe arrivare ai 5/5 e mezzo di milioni a stagione, qui ballano 2 milioni barra 2 e mezzo, quindi sono tanti, non sono pochissimi ragazzi e come già detto non puoi competere con questi squadroni proprio a livello finanziario. Molti dicono: ah, ma il Napoli deve spendere 200 milioni, c'ha un tesoretto da 200 milioni. Sì, ragazzi, il Napoli c'ha un tesoretto da 200 milioni da spendere, ma non è semplice trattenere i giocatori, questo lo sappiamo. L'abbiamo visto con Cavani, con Lavezzi, con Higuain. E è tosta, la faccenda è seria, la faccenda è veramente molto seria e il Paris Saint-Germain fa sul serio. E io cosa vi dissi? Guardate che secondo me andranno su Kvara, non su Osimhen, perché gli serve un fantasista. E in effetti, il colpo per il post, vabbè, dovrebbe essere a tutti gli effetti quello di Kvara. E addirittura l'equipe dice il giocatore ha già parlato con Luis Enrique, addirittura il Napoli lo blinda per Conte è incedibile, ma in Francia continuano ad avvicinare Kvara al club parigino. Questa era la notizia più importante di giornata, ragazzi, e io sinceramente ci credo a queste notizie perché iniziano ad essere pesanti e sinceramente io mi vado a prendere Kvara che gli posso dare 7 milioni e non mi vado a prendere Osimhen che devo fargli un contratto superiore ai 10 milioni. Quando io vi dissi tanto tempo fa, guardate che secondo me Kvara ha molto più appeal di Osimhen, perché Osimhen sì, con tutto il bene che gli vogliamo, ma Kvara è giovanissimo, guadagna poco e questa è una cosa che molti non sottolineano, ma Kvara guadagna poco, quindi è molto più appetibile ai grandi club, perché ragazzi il Paris Saint-Germain se ti offre 7 milioni, 7 milioni e mezzo e tu ci vai. Ma Kvara così non vincerà solo il campionato francese. Inizia ad andare a Paris Saint-Germain, ti fai 2 o 3 anni, poi ti faccio vedere. Se continui con i livelli di quest'anno e dell'anno scorso, Kvara Bombira al Barcellona, al City, al Real Madrid, a squadroni di Premier League e al Real Madrid, ragazzi. Anzi, l'anno scorso si era parlato di un interessamento di Florentino Perez a Kvara, poi non si è fatto nulla. Però ecco, me l'ho detto, ha molto più mercato Kvara per il semplice fatto che guadagna pochissimo e quindi tu puoi giostrare questa cosa dei soldi. Oh, ti do 7 milioni e mezzo, chi le riceve giù? Vado a prendere 5 volte tanto quello che prendo ora, abbi pazienza, io me ne vado a Parigi. Come lo vuoi biasimare? È così ragazzi. Uno ci rimarrà male, certo, questo è normale, perché pure se vedi Di Lorenzo che la maglia della Juventus ci rimani male. Però dobbiamo fare anche questo paragone, il Napoli non ha la potenza economica da stare dietro al Paris Saint-Germain, ma come non ha la potenza economica dell'Inter che offre i rinnovi di contratto sempre al rialzo, questo lo dobbiamo dire. Il Milan anche con i contratti, e ora sarà da vedere Teo Hernandez, perché secondo me Teo andrà via, però i contratti li fa sempre in aumento
E poi questa cosa del contratto, io devo fare il rinnovo di contratto, lo faccio in aumento perché è una stronzata? Sì, lo possiamo dire tranquillamente, perché io ti devo rinnovare e ti devo alzare lo stipendio? È quello che è sbagliato, ragazzi, quello che è sbagliato secondo me nel calcio moderno, perché quando si parla di rinnovi si parla sempre di rinnovo in aumento, ma non ha senso questa cosa. Però ecco, Osimhen, come già detto, il fatto di Osimhen è che con lui guadagna tanti soldi e difficilmente penso che il ragazzo possa andare via da Napoli con un'offerta inferiore ai 10 milioni annui che percepisce a Napoli. Osimhen è il calciatore, se non sbaglio, più pagato della Serie A. Dietro c'è Lautaro Martinez che ne prende 9 senza bonus, però non lo so come funziona con il fatto di Lautaro Martinez. Scusatemi, mi ho presa una botta di sonno. Ecco, quindi noi aspettiamo, per Conte è incedibile, per Conte, no per De Laurentiis, perché ragazzi se Conte dice ma sai che c'è, vendimi Kvara e facciamo la squadra con i soldi di Kvara, con i soldi di Lorenzo, puoi optare anche per Federico Chiesa, e signori occhio perché Chiesa, come dicono alcuni juventini, sia in rottura totale proprio con la Juventus. Io la vedo un pochino dubbia come cosa perché sappiamo tutti Chiesa quanto ha voluto fortemente la Juventus, però lui vuole un rinnovo di contratto a 7 milioni e vedo molti juventini buttare merda sul giocatore stesso come hanno fatto alcuni interisti su Lautaro Martinez quando non arrivava la firma del contratto di Lautaro Martinez, salvo poi rimangiarsi il tutto e dire ah vedi Lautaro per il bene della maglia ha riconfermato, è tornato sui suoi passi, non ha voluto 12 milioni, si è accontentato di 9. Quindi cari Juventini, prima di dare della merda, scusatemi, a Federico Chiesa, aspettate, perché tanto bisogna sempre aspettare, il calciomercato è così ragazzi, il calciomercato è così, ci possono essere fake news, l'abbiamo visto ieri con la fotografia di Conte, e questa di Kvara però a me sembra molto molto veritiera come cosa, perché lo sappiamo, il Paris Saint-Germain ha bisogno del posto Mbappé e Osimhen non è mai stato una prima scelta per il Paris Saint-Germain, ce l'hanno fatto voluto credere secondo me, ma Mbappé di qua di là, Osimhen sarà il prescelto. Invece secondo me tu proprio per quel rinnovo che hai fatto a Osimhen a 10 milioni a stagione permetti ad altre squadre di venire a trattare il giocatore più forte della tua rosa, ovvero Kvara, visto che guadagna 1,5 milioni, quelli si fiondano, vai giù. E il giocatore naturalmente accetterà. Io dubito che il ragazzo non accetti una piazza come Parigi, che tutti gli anni si gioca la Champions League, tutti gli anni arriva minimo ai quarti di Champions. Quindi ecco, secondo me Kvara potrebbe andare al Paris Saint-Germain tranquillamente, nessuno gli direbbe niente, anzi uno dice guarda è andato via, è andato all'estero, non è andato all'estero, è andato fuori dall'Italia, non è rimasto in Italia come fece Cavani, come fece Lavezzi e poi non farà più ritorno in Italia. Non si parla di tradimento, diciamocelo seriamente, perché chi parla... Niente, il muro. Comunque, chi parla di tradimento di Kvara, voglio sciacquatevi la bocca quando parlate di Kvara, il giocatore più forte della Serie A, sciacquatevi veramente la bocca. Comunque voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti, non iniziate a dire De Laurentiis i soldi non li caccia, vedi è un pappone di merda. Aiù, guardiamoci negli occhi, ma voi potete mai, noi possiamo, il Napoli, con 3 scudetti, non mi ricordo quanti Coppa Italia, non mi ricordo quante Supercoppe, può mai competere con una squadra che ha come proprietario uno che starnutisce calcia ai miliardi, faccio 1 miliardo, mi è uscito 1 miliardo di bocca dal naso. Ragazzi, questo è il calcio moderno, è così, chi c'ha i soldi va avanti, chi c'ha pochi soldi arranca, prova ad arrancare, Io ho visto Chiariello dire ah ora i soldi sono al sud, non sono più al nord. Caro Chiariello, io ti vorrei dire una cosa, la nuova Serie A c'ha 3 squadre del sud, 3, anzi se levi il Cagliari che fa parte delle isole, quindi non è del sud Italia ma delle isole, c'è il Napoli e c'è il Lecce. Quando sento dire il sud sta facendo più soldi del nord, chiarirlo, guarda la realtà dei fatti.
per fare sport al sud ci vogliono 2 coglioni, così lo potrà fare il City Group con il Palermo, e me lo auguro che il Palermo il prossimo anno torni in Serie A e lotti per la vittoria della Serie B, ma la vedo veramente dura, la vedo complicata. Comunque, iscriviti al canale, fatemi sapere voi cosa ne pensate, sempre e comunque forza Napoli, noi ci vediamo alle ore 18 con un nuovo video qui sul canale. Ciao!